È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del nucleo SEF, dotati come vedete di gommoni, questa mattina a Simeri Crichi nel Catanzarese, dove la zona residenziale Simeri Mare è stata sommersa da oltre 1 metro d'acqua. Protezione civile, carabinieri e polizia impegnati nel soccorso agli automobilisti rimasti prigionieri in auto. Tutto è cominciato intorno alle 7 con una bomba d'acqua. La stazione meteorologica di Soveria Simeri ha registrato in un'ora una spaventosa quantità di pioggia, temporale che ha ingrossato i corsi d'acqua, provocando l'esondazione del torrente Fegato e dei fiumi Alli e Simeri, che hanno invaso strade e case, una violenza che ha costretto molti a ripararsi sui tetti, chiuse le scuole. Le nuvole hanno lasciato posto al sole, restano i problemi, le strade da rendere agibili, le case da liberare dal fango. Le forze dell'ordine, ma anche i civili, i proprietari delle abitazioni cercano di salvare il salvabile, consapevoli che la conta dei danni comincerà dopo le ore dell'emergenza dei disagi pesanti. La strada statale 106 è rimasta chiusa al traffico per alcune ore a causa dell'allagamento. Ora è stata riaperta, sospesa la circolazione ferroviaria tra Simeri Crichi e Sellia Marina sulla linea ionica. Rete Ferroviaria Italiana ha predisposto servizi sostitutivi con autobus tra Catanzaro Lido e Crotone. Per ora resta la paura e al contempo il sollievo per aver salvato la vita, la consapevolezza che l'ambiente chiede il conto di anni di soprusi, tema che non è più possibile ignorare.